siciliani arrestati e 8 poliziotti feriti. È il bilancio dei violenti scontri allo stadio Euganeo ieri sera durante la partita di Coppa Italia con l'invasione di campo dei tifosi catanesi tra primo e secondo tempo. Fermo in una piazzola di sosta lungo la A4, nascondeva in macchina 18 kg di droga tra eroina e cocaina. La polizia ha notato l'auto, ha trovato il carico ed ha arrestato l'automobilista italiano. La Corte d'Appello di Trento rigetta l'istanza di revisione del processo dei difensori di Monica Busetto, accusata dell'omicidio di Lidia Pamio a Mestre nel 2012. I legali non si fermano. 70enne di Caseri in moto si scontra contro un furgone lungo il terrario a Preganzola. Il Centauro sbalzato sul fosso, muore sul colpo. Il cognato in lacrime, era un nonno incredibile. Il tribunale decide di annullare il licenziamento di un'operatrice coinvolta nell'inchiesta sui gravi maltrattamenti di San Donà, ma sindaco e presidente della RSA non ci stanno. Il ticket ingresso è un'idea stupida. Brugnaro abita a Mogliano, non sa nulla di Venezia. Il patron dell'Harris Bar al vetriolo contro il sindaco rilancia H. Farsetti. Vedrai bene Luca Zaia. Alla vigilia della giornata mondiale del tiramisù arriva per il Veneto e Treviso il riconoscimento ufficiale da parte del Ministero tra le eccellenze della nostra regione. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con la cronaca e andiamo subito a Padova con l'esito degli scontri che ci sono stati dopo la partita Catania-Padova. Ci sono 7 ultra siciliani arrestati ed 8 poliziotti feriti. Partiamo da qui. Ecco il momento preciso in cui ha inizio l'invasione di campo e la violenza all'interno dello stadio Euganeo durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo della partita di andata di Coppa Italia di Serie C tra Padova e Catania. Si vede l'ultras catanese scavalcare il cancello e poi aprirlo facendo entrare in campo una sessantina di compagni che hanno iniziato a lanciare fumogeni e petardi verso la tribuna est dove c'erano i tifosi biancoscudati. Momenti di guerriglia urbana in cui gli etnei hanno anche rubato uno striscione. All'interno dell'Euganeo sono entrati i poliziotti del reparto mobile che hanno spinto i sostenitori del Catania all'interno della curva ospiti dopo lunghi momenti di violenza. Già nell'immediatezza del primo intervento nel campo sono state bloccate 3 persone, tra le quali, quindi arrestate 3 persone in flagranza, tra le quali quello che materialmente scavalca il cancello e tira su il maniglione e consente l'invasione agli altri. E questa mattina, sapete, questa è una normativa in questi casi dove è previsto l'arresto di ferito entro le 48 ore successive all'evento. A Milano Linate, grazie all'attività del Digos di Padova e della Digos di Catania, è stato arrestato una 4ª persona che era già salito a bordo di un aereo per Edimburgo e stava per lasciare il territorio nazionale. Un 5º è stato arrestato dai colleghi della Digos di Catania. Le indagini proseguono per identificare tutti i violenti e non si esclude che ci saranno nuovi provvedimenti di divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive. I feriti invece si contano solo tra le forze dell'ordine, 8 i poliziotti. Si tratta di 4 agenti del reparto mobile, 4 della Digos. Il dirigente della questura incaricato del servizio allo stadio ha avuto un malore ed è stato ricoverato in cardiologia. Dopo gli scontri la partita è ripresa e non ci sono stati contatti tra le 2 tifoserie, ma ci si interroga su cosa non abbia funzionato all'interno dello stadio. Abbiamo acclarato e chiarito da dove, come e dove nasce l'invasione, quindi non facciamo questioni di responsabilità. Abbiamo esaminato, ripeto, molto serenamente questi aspetti, per cui quei cancelli saranno chiusi e presidiati dallo steward con la chiave, che in caso di necessità di un'evacuazione immediata degli spettatori su un determinato settore verso il campo verranno aperti. Se quel cancello fosse stato chiuso non saremmo a parlare di altro, parleremo del risultato della partita. Il questore nei prossimi giorni vuole rivedere anche le misure di filtraggio esterno dei tifosi per garantire una maggiore sicurezza all'interno dello stadio. Dopo la partita 150 tifosi catanesi sono stati scortati in stazione per prendere il treno e qui durante un ulteriore controllo sono stati sequestrati petardi, fumogeni e aste di metallo. In questura questa mattina si è svolto un vertice tra questore e sindaco di Padova e vertici del calcio Padova. Sotto la lente di ingrandimento la gestione della sicurezza all'interno dello stadio. Vediamo. Le scene di guerriglia allo stadio Euganeo con l'invasione di campo dei tifosi catanesi e il lancio di fumogeni e petardi verso la tribuna est dei padovani, dove erano presenti anche famiglie con bambini, riapre la questione della gestione della sicurezza all'interno degli stadi, che è affidata agli steward ingaggiati dalle società. In questura si è svolta una riunione tra il questore e il sindaco Giordani e i vertici della società biancoscudata. Nei prossimi giorni si svolgerà un sopralluogo all'Euganeo per mettere a punto una strategia di sicurezza per evitare gli episodi visti durante Padova-Catania.
Dure le parole del presidente del Calcio Padova, Francesco Peghin. Dispiacere, la rabbia, insomma, che ancora negli stadi italiani si vedano delle belve che non dovrebbero avere avuto accesso allo stadio, quindi spero che a Catania i padovani che andranno saranno tutelati da queste belve o animali che possono definire tali. Poi un ringraziamento alle forze dell'ordine, alla polizia che è intervenuta evitando problemi, che non ci sono stati tra il pubblico incidenti. I cancelli vanno chiusi e le chiavi devono essere tenute dagli steward. Le immagini riprese dalle telecamere dello stadio immortalano l'inizio dell'invasione di campo con l'Ultras Etneo che scavalca e apre il cancello premendo il maniglione, cancello che doveva essere chiuso mentre lo steward tenta di bloccarlo. Fortunatamente non ci sono stati altri scontri alla fine della partita. Il sindaco di Padova, presente allo stadio durante gli scontri, ha condannato duramente le violenze. È stata una cosa che insegna al servizio di sicurezza che è affidato alla società di calcio Padova a stare più attenti e seguire normative diverse che il questore metterà in atto. 8 poliziotti sono stati feriti, questo che è deprecabile assolutamente. Sono intervenuti rapidamente, Vi ricordo che la polizia non può stare dentro lo stadio, non può. Per cui erano fuori, per filtraggio sono entrati. Uno spettacolo rovinato, ha concluso Giordani, che speriamo non capiti mai più. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra i tifosi biancoscudati. Nel settore della tribuna est c'erano anche dei bambini. Il risultato finale del match vede il Padova vincere per 2-1. In auto con 18 kg di droga, manette ai polsi per un italiano scoperto dalla polizia lungo un'area di sosta in A4. In auto, fermo in una piazzola di sosta lungo la A4 con 18 kg di eroina e cocaina nella macchina presa precedentemente a noleggio. La scoperta da parte degli agenti della Polstrada con il supporto degli agenti della Mobili di Venezia nella notte tra domenica e lunedì scorsi, quando la polizia stradale ha fermato il cittadino italiano perché insospettita dal nervosismo dell'uomo e notando delle irregolarità sull'auto, come detto, presa a noleggio. Da qui la scoperta dell'ingente quantitativo di droga che, se venduto al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 500.000 euro. Sono quindi scattate le manette per l'uomo, condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Delitto Pamio, la Corte d'Appello di Trento ha rigettato la richiesta di revisione del processo di Monica Busetto, l'operatrice sociosanitaria mestrina che si è sempre detta innocente. Richiesta rigettata. Con queste parole la Corte d'Appello di Trento ha respinto la richiesta di revisione del processo avanzata dagli avvocati difensori di Monica Busetto, stabilendo di fatto che resterà in carcere almeno fino al 2038, quando avrà espiato la sua pena. Parole che sono arrivate come una doccia fredda, spiega uno dei due legali della donna che si è accasciata sulla sedia dell'aula. È rimasta senza parole, non ha detto molte parole. Gli abbiamo detto che appunto faremo ricorso, ma questo vuol dire che passerà almeno un altro anno. Eravamo sicuri anche noi del contrario, leggeremo le motivazioni che verranno depositate entro 90 giorni da oggi e poi sicuramente faremo ricorso per Cassazione perché eravamo convinti anche noi che il conflitto tra i due giudicati ci fosse già solo dai due capi di imputazione, uno che prevedeva la condanna di Monica per l'omicidio commesso da solo e l'altro, quello della Susanna Lazzarini, che invece prevedeva il concorso. Quindi già i due capi di imputazione erano in contrasto. Un caso giudiziario unico nella sua genesi, quello iniziato con il delitto dell'anziana Lida Taffi Pamio nel dicembre 2012, quando è stata trovata con una palla di carta da cucina in bocca, il cavo del decoder attorno al collo, il corpo trafitto da varie coltellate. Per quel delitto l'ex operatrice sociosanitaria mestrina, oggi 61enne, è stata condannata definitivamente a 25 anni dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. Nessuna prova di lei sulla scena del crimine, ma a convincere i giudici è stato un microscopico frammento di DNA trovato su una catenina d'oro spezzata, saltata fuori mesi dopo il delitto da un cassetto di casa Busetto. Le due sentenze che analizzano lo stesso omicidio in realtà
lo ricostruiscono e lo valutano dal punto di vista proprio della ricostruzione dei fatti in modo assolutamente incompatibile, una sentenza con l'altra. È veramente un caso unico. Per ora Monica Busetto resterà nel carcere di Verona, continuando a scontare la sua condanna oltre a questi 11 anni in cui si è sempre dichiarata innocente. Terraglio Preganziol, c'è stato un incidente mortale questa mattina, la vittima è un motociclista di 70 anni. Quando è stata l'ultima volta che l'hai visto? Stamattina, un'ora fa, quando è partito. Ho preso su la moto e ho detto accompagno fino in autostrada un'amica che era venuta a trovarci e poi faccio un giretto, che è una bella giornata. Nel fosso il casco, la moto e il corpo senza vita. Non ha fatto più ritorno a casa Elvio Ribulmazzola, 70enne di Casier, morto sul colpo in incidente stradale proprio lì lungo il Terraglio a Preganziol, a pochi chilometri dalla sua abitazione in vicolo Guizzetti. Era fantastico, ci aiutava tantissimo in casa. Così. Stava rientrando nella sua bifamiliare, Elvio Mazzola stava tornando dal nipotino di pochi mesi e sua figlia Margherita, quando un furgoncino uscendo dal cash and carry in direzione Preganziol lo ha travolto in sella la sua Yamaha. Secondo i primi accertamenti, infatti, il furgone, con a bordo una coppia, uscendo dal parcheggio dell'Ingrosso, avrebbe svoltato a sinistra. Una svolta però vietata, come ci racconta un dipendente della zona. Un obbligo di svolta a destra. In teoria non si potrebbe andare verso Preganziol direttamente. Elvio Ribulmazzola, originario del Bellunese, di Padola, di Comelico Superiore, ex guardia giurata, era volontario della Croce Rossa Mogliano, oltre che un motociclista appassionato. Gli prendeva sempre la moto tutti i giorni? Sì, lui era motociclista, viaggiava con noi, siamo in famiglia, siamo tutti motociclisti. Lui viaggiava sempre con noi, era un motociclista attento, sempre con tutte le protezioni del caso. Vedovo da ormai 10 anni, Elvio dedicava il suo tempo al volontariato, alla sua Yamaha, ma soprattutto al suo nipotino, nato da pochi mesi. Un vuoto ora in vicolo Guizzetti, difficile da colmare per tutta la famiglia. Lo ricordo bene, dai. Bene, lo ricorderemo sempre bene. Potrà tornare al lavoro una delle EOS che insultava gli anziani ospiti nella casa di riposo degli Orrori, monumento ai caduti, che gestisce la struttura. Chi gestisce la struttura non ci sta e dice ci appelleremo. Indignato anche il sindaco di San Donà. Devi morire, ti butterei la baccinella in faccia, ti darei uno schiaffone, animale. E ancora, sei una bestia, un mongolo. Sono alcune delle frasi che Rita Esposito, una delle operatrici finita nell'inchiesta per maltrattamenti nella casa di riposo degli Orrori di San Donà di Piave, diceva agli anziani ospiti. Per il giudice però la sua condotta è ritenuta di particolare gravità, si legge, idonea a recedere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'azienda. Il giudice ha valutato come attenuante l'unicità dell'episodio e con questa motivazione il Tribunale di Venezia ha annullato il licenziamento disciplinare. Una sentenza che l'impresa sociosanitaria Veneto Orientale Isvo ha intenzione di impugnare. E siamo rimasti a dir poco sconcertati leggendo la sentenza anche con i nostri legali e con i componenti del CDA. È ovvio che però un messaggio lo voglio dare chiaro e forte. Ci opporremo in qualsiasi sede alla reintegra della signora e quindi nonostante la sentenza andremo in appello perché appunto il danno anche di immagine che è stato creato alla struttura è notevole. Ci sono altri procedimenti in corso che la riguardano, quindi diciamo che non è finita qua. Quindi voglio tranquillizzare a questo punto di vista. Sapete che abbiamo iniziato un percorso di miglioramento, di attenzione e di cura della persona e delle nostre persone fragili ovviamente, che sicuramente non possono passare attraverso la presenza di persone di questo tipo all'interno delle nostre strutture. Opinione pienamente condivisa dal sindaco Teso che appoggerà Isvo in questa azione. Una sentenza che ci lascia assolutamente sconcertati, è una pronuncia che non avremmo mai voluto vedere. Il giudice nella sentenza conferma che i comportamenti ci sono stati, che sono gravi, ma non così gravi da giustificare il licenziamento. Ora io non so come si possa pensare che qualcuno che si è reso responsabile di comportamenti del genere possa tornare all'interno della casa di riposo. Ci sono alcuni passaggi poi della sentenza che non sono assolutamente condivisibili, uno in particolare mi ha colpito dove si dice
capisce che questo signore anziano che ha subito le ingiurie, anche per il suo stato di difficoltà psichica e fisica, ha in qualche maniera, non si dice giustificato, ma tra le righe si capisce che è questo il comportamento del personale. Ecco, sarebbe come dire che se il bambino piange all'asilo e la maestra lo riempie di schiaffi, ha fatto bene perché il bambino piangeva. Una cosa orripilante e che non accetteremo mai in nessun caso. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG del Veneto, ripartiamo dalla politica, le comunali di giugno e le tensioni nel centrodestra, ennesimo scambio di battute tra leghisti e meloniani, con Luca De Carlo, numero 1 di Fratelli d'Italia, pronto a fare un passo indietro in nome dell'unità del centrodestra. I leghisti hanno ansia da prestazione, dice. Abbiamo preso atto che la Lega ha di fatto scaricato il proprio sindaco a Bassano e ha virato su un altro candidato. Noi invece siamo disponibili sempre ancora a compattare il centrodestra, tant'è che nei comuni di Arzignano, nei comuni di Montecchio e nel comune di Valdagno siamo assolutamente pronti a fare un passo indietro, come in altri tanti comuni dove il candidato migliore è un candidato magari delle altre forze politiche, proprio per tenere unita la coalizione. Ne fa quasi una ragion di Stato Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, la cui apertura di giornata ha un innegabile peso specifico sul tavolo della trattativa per centinaia di comuni veneti al voto. Eppure la giornata sembrava iniziata nel peggiore dei modi, con un'intervista del parigrado leghista Alberto Stefani che confermava l'intenzione di Lega e Forza Italia di correre da soli, senza meloniani, non solo a Bassano dove la situazione è balcanizzata, ma anche a Montecchio, Valdagno e Arzignano nel Vicentino, a Paese nel Trevigiano e Monselice in provincia di Padova. Non chiudiamo comunque le porte a Fratelli d'Italia, le parole di Stefani affidate all'ANSA: se ci sono ripensamenti potranno parlarci e presentarsi con noi. Anziché inasprire i toni, a metà pomeriggio De Carlo fa da pompiere: certo non mancano delle stoccate, ma per l'unità si beve l'amaro calice. Lavoreremo per questo fino all'ultimo giorno, mettendo da parte ansie da prestazione dettate più forse da una strategia per le elezioni europee e poi anche in chiave regionale, ma avendo come unico faro non solo la tenuta del centrodestra, ma anche le risposte che siamo tenuti a dare ai nostri cittadini attraverso il buon governo del centrodestra. E che la trattativa all'interno del centrodestra sia piena di colpi di scena lo rivelano i manifesti elettorali comparsi a Preganziol, cambiati nel giro di una settimana. Nei primi ci sono 3 simboli: Fratelli d'Italia, Lega e una lista civica impegno comune. Nei secondi spunta anche Forza Italia. A ringraziare per il momento sono le tipografie. Intanto è arrivata la raccomandata di espulsione per Darè, che lancia il tandem Zaia Conte. Da parte della Liga Veneta. Della Liga Veneta? Via Panà, a Padova. Ah, quindi 90, è il regionale. 90 Padovana, è regionale. Che ha proceduto quindi dopo l'ok probabilmente di Via Bellerio. Ah, questo non lo so. Mi interessa poco anche. Questo è il mittente della raccomandata ricevuta inizio settimana da Gian Antonio Darè, ufficialmente fuori dalla Lega, ma attenzione, dalla Liga Veneta, Lega Salvini Premier, non dalla Lega Nord, alla quale dice continua ad appartenere. Rimango nella Lega Nord. Non è escluso quindi che si possa aprire una querela sull'uso del nome. La Lega Nord oggi è commissariata. Questione di forma e di sostanza, con Darè che si dice comunque pronto a sostenere le candidature di amici sia a Venezia che a Bruxelles, 2 in particolare. Mario Conte? Certo che sì. Mario Conte alle europee? Certo che sì. Alle regionali? Certo che sì. Luca Zaia dove va? Certo che sì. Quindi lei il tandem Mario Conte e Luca Zaia lo vedrebbe bene? Sì, penso siano 2 belle persone, sono 2 persone accattivanti che possono creare consenso e possono essere quelle che potrebbero far anche ripartire. Già ripartire, anche perché i sondaggi per le prossime europee, rivelati in diretta, sarebbero raggelanti per la Lega salviniana. Danno Fratelli d'Italia attorno ai 6-7 europarlamentari nella circoscrizione nord-est. 7 sono tantissimi. Sono un numero imponente. E la Lega a quanto dà? Ma sono sondaggi che non ho io, ma che sono riuscito a sbirciare da Fratelli d'Italia.
Ci dica, Si parla di un parlamentare, europarlamentare al nord-est, forse 2. E ci sono anche le comunali. A Vittorio Veneto, città di Dare, il dado sembra tratto. Noi abbiamo un candidato che è Gianluca Posocco, che è il vice sindaco uscente, per cui io così sostengo lui. Assieme a lui ci sono delle liste civiche, dovrebbe esserci anche Forza Italia. Allo stato attuale quindi la corsa nel centrodestra vittoriese è a 3. La Lega ufficiale con Giuseppe Braido, i meloniani che hanno proposto Fabio De Nardi e per l'appunto la creatura di Darè, che quanto a Salvini... Lei si siede sulle rive del Piave? Beh, sul Piave sì, volentieri. Sulla sinistra Piave. Poi c'è Arrigo Cipriani, patron dell'Harris Bar, che si scaglia contro Brugnaro, il suo ticket d'ingresso alla città. Da Venezia stupidamente hanno fatto questa roba dei ticket, che è talmente stupida sta roba. Non le piace Brugnaro? No, si fa queste robe qua no, a parte che Brugnaro abita a Mogliano, non sa neanche come è fatta a Venezia, lo dico subito. Arrigo Cipriani, imprenditore veneziano, conosciuto in tutto il mondo per il suo elogio dell'accoglienza nel settore della ristorazione, parla senza mezze misure del primo cittadino di Venezia e delle sue idee. Più che severo va oltre la rigorosa intransigenza, risultando davvero cattivissimo con Luigi Brugnaro. Ma cosa vuole? È cattivissimo. Io dico quello che penso, l'ho sempre detto, va bene. Brugnaro abita a Mogliano e Venezia non sa cosa sia. Odi e Tamo, l'incipit elegiaco con cui Cipriani professa, per contro e all'opposto, la sua stima incondizionata per l'altro amministratore, quello veneto, il presidente di regione Luca Zaia. Bravissimo, Zaia è formidabile. Già premiato come ambasciatore nel mondo per l'ospitalità d'eccellenza e appassionato testimone della cultura veneta, è lui a vedere in Zaia il nuovo condottiero di Cafarsetti. Andrebbe bene come prossimo sindaco? Vabbè, subito. Alla vigilia della giornata mondiale del tiramisù arriva per il Veneto e Treviso un riconoscimento speciale. Il tiramisù è sicuramente trevigiano. Noi non ci interessa entrare nella polemica, diciamo che si è riappianato quel vulnus, quel brutto errore insomma, che era stato fatto, non dando la paternità e l'origine del tiramisù al Veneto ma al Friuli. Con questa operazione andiamo a colmare questo gap. Non solo un riconoscimento ma anche una piccola vittoria del Veneto nei confronti del Friuli Venezia Giulia. Tra le due regioni infatti esiste una lunga contesa sulla paternità del tiramisù tra Tolmezzo e il ristorante Le Beccherie di Treviso. Qui diciamo è un po' istituzionalmente, presumo, posso dirlo, la casa di questo dolce dove tutto ebbe inizio. È vero che il Friuli era partito prima di noi, però insomma la storicità del tiramisù di Treviso è nota. Una disputa che si era riaccesa 7 anni fa, quando il dolce a base di savoiardi, caffè, uova e mascarpone venne iscritto nel PAT tra i prodotti tipici friulani. La scorsa estate il Festival della Cucina Veneta ha lavorato all'elaborazione di un ricco dossier sulla storicità di diversi cibi, dalla soppa coada alla pearà, al tiramisù appunto. Una ricerca storica che è andata a sancire la storicità di ben superiore ai 25 anni di una serie di prodotti agroalimentari tradizionali che sono stati finalmente iscritti nell'apposito elenco dal Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, quindi al Ministro Lollobrigida. Con questo riconoscimento da parte del Ministero il Veneto raggiunge i 400 prodotti agroalimentari tradizionali, posizionandosi al quarto posto nella classifica nazionale alle spalle di Campania, Lazio, Toscana e superando l'Emilia-Romagna. Abbiamo voluto riportare a Treviso il tiramisù che appartiene a Treviso e rispetto al Friuli e Venezia Giulia noi siamo partiti prima nella promozione di questo dolce che grazie a noi è riconosciuto a livello internazionale, spiega l'assessore Canera. Ci mancava l'ultimo tassello del riconoscimento formale all'interno dei prodotti agroalimentari tipici. Oggi è stato riconosciuto anche a livello ministeriale come tiramisù di Treviso. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'attrattività turistica eravamo già sopra tutti. Oggi con questo ultimo tassello abbiamo questo riconoscimento ufficiale. Ci fermiamo, siamo in chiusura, grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pressione in leggera diminuzione, la giornata sarà caratterizzata da una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di giovedì 21 marzo. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo poco nuvoloso, maggiori addensamenti nelle ore pomeridiane con probabili deboli sporadiche precipitazioni. Il clima sarà mite con temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 6 e 10 gradi, massime comprese tra 15 e 20 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole e poi dalle ore pomeridiane avremo locali annuvolamenti e non è escluso qualche piovasco sparso. Temperature minime sui 5-10 gradi, massime intorno ai 15-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui bel tempo, dunque poche novità, poi possibilità di isolati rovesci o temporali al pomeriggio sera. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 20. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.